Sabato 3 agosto, Santa Sprenato Vescovo. È il 216° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 150 al termine. Il sole sorge alle 5:57 e tramonta alle 20:36. La luna si leva alle 4:24 e tramonta alle 20:30. Davanti alle mura di Padova, assediata dagli spagnoli, si presenta il capitano Gerolamo da Valenza, che si dichiara pronto a sfidare ad uno i difensori della città. L'arsenalotto Damiano Colliva esce da Porta Santa Croce, armato solo di spada e scudo, e dopo mezz'ora di accanito combattimento stende a terra il tracotante spagnolo con 2 poderosi fendenti alla testa. Il Senato Veneto premierà il valoroso operaio dell'Arsenale, emulo dei 13 di Barletta, aumentandogli la paga di 6 soldi al giorno. Le previsioni per domani. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Poi nuvolosità in aumento fino a cielo a tratti anche coperto a partire dalle zone prossime ai rilievi. Dal pomeriggio probabilità medio-bassa di precipitazioni sui monti per piogge sparse e bassa sulle zone pedemontane per piogge locali. Si tratterà di piovaschi, rovesci temporali, per il resto assenti. Temperature con andamento irregolare fino al primo mattino e poi in aumento. Differenze anche sensibili rispetto a sabato. Venti deboli moderati, sulla pianura in prevalenza da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-ovest.